Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Parleremo del maltempo oggi perché ieri sera è stata una serata da tregenda con raffiche violentissime, pioggia, grandine, blackout, insomma è successo di tutto nel Coneglianese anche, ma nel veneziano, oltre che nella Marca trevigiana, nel veneziano, fulmini e blackout a Caorle, danni nel San Donatese, ci sono stati problemi anche nel Vicentino, vi daremo conto di quello che è accaduto. Però adesso partiamo dalla sicurezza, da continue aggressioni a Mestre. In via Piave un novantenne è stato aggredito per la terza volta nel giro di 2 mesi, questa volta ha sferrato un colpo di punteruolo ad un ladro e l'ha ferito. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi e da Sandro Ponchio. A te, Anna. Sì, eccoci direttore Via Piave, siamo tornati. Oggi ci troviamo in una laterale di Via Piave, in via Passo Buole. Anche qui terreno zona franca, è il caso di dire, per i pusher, ovvero chi vende droga. E siamo in compagnia anche di Giovanna Luzzi, alla mia sinistra, del coordinamento cittadini quartiere Piave, e alla mia destra, cioè vostra sinistra, del televisore, la signora Betti, che giovedì scorso, dopo i fatti accaduti alla sottoscritta nel pomeriggio, è stata a sua volta depredata. Dunque, per quanto attiene invece a quanto raccontavi tu, direttore, noi stiamo cercando ancora l'anziano novantenne che la notte scorsa, anzi 2 giorni fa, domenica, dopo aver fatto la spesa alla Lì, ha subito il terzo tentativo di furto del portafogli, in questo caso una rapina, visto che c'è stata una colluttazione, ma stavolta l'anziano era armato, in quanto provvisto di punteruolo che si era portato da casa, ha ferito colpendolo più volte il delinquente, che poi è fuggito con una ferita o più al corpo e non si è fatto medicare, non ci risulta almeno. Invece per quanto riguarda lei, Betti, cosa è accaduto giovedì scorso? Allora, io abito in questi paraggi e niente, stavo scendendo dalla macchina e naturalmente io, come al solito, perché devo aprire il mio cancello per entrare nel giardino, avevo chiuso come sempre con il telecomando la portiera della macchina, sono scesa e ho ripreso, mi sono avvicinata alla macchina e l'ho riaperta e naturalmente c'era un ragazzo in bicicletta che fulmineo ha aperto la portiera della macchina dalla parte del passeggero. Lì avevo la borsetta e se l'è presa ed è partito correndo velocemente. Quindi mi sono trovata in panico, ho dovuto chiamare persone e nessuno qui dei paraggi si è fatto sentire e vedere, e ho trovato la Giovanna, la nostra coordinatrice, e naturalmente lei mi ha cercato di aiutare in tutti i modi e fare denuncia e chiamare i carabinieri e esporre insomma la denuncia, che poi il giorno dopo con i carabinieri l'ho esposta, insomma. Anche perché lei è andata giustamente nel panico nel momento in cui non aveva più le chiavi di casa, non aveva più i suoi effetti personali. Tutto, chiavi, l'allarme, come si chiama? L'antifurto, le chiavi di casa, come ripeto, il telefonino, il portafoglio con tutti i documenti, e sono stati anche molto bravi a fare dei bancomat, con il mio bancomat, a spendere dei soldini per mangiare, per sigarette, qui in via Piave, sotto i nostri occhi, perché io ho ricorso alla Giovanna, che era qua alla partenopea, e loro erano quasi vicino, tranquilli, hanno consumato 188, sì, dopo un'ora però, perché non riuscivo col mio cognome, non riuscivano a prendere il mio cognome con i messaggi, insomma, ecco. Quindi ha sporto anche denuncia in banca dell'accaduto? Tutto, la giornata, il giorno dopo è stata una giornata veramente pesantissima e sono riuscita a mettere a posto certe cose, sia la banca, i carabinieri e poi l'allarme e tutto il resto della casa, le chiavi, il blocco della porta, delle chiavi e tutto.
Senta, intanto noi la ringraziamo per Sì, questa sono ancora sua un po' scioccata testimonianza, la vedo. e sono giorni che sono in ansia. Oggi sarebbe stato il giorno un po' tranquillo perché domani devo ritornare a fare ancora documenti importanti. Tra l'altro lei ha anche una situazione delicata di salute Sì, per altre... esattamente, e non sto tanto bene in questi giorni. Quindi la ringraziamo Sì, doppiamente. grazie Betty. a voi e buona giornata, buon lavoro a Grazie. voi. Grazie mille. E poi, direttore, intanto con Giovanna Luzzi proseguiamo con le immagini di Sandro Ponchio per mostrarti anche che cosa accade lungo questa strada come in altre nell'area di Via Piave. E cosa fanno i pusher qui? Cercano, cioè i tossici cercano la droga nascosta qui o i residui di droga, loro tirano via i mattoni e le mattonelle per cercare sotto. Ogni giorno, a parte che togliendole hanno anche un mezzo nelle mani per difendersi, perché ultimamente devo dire che i tossici sono molto ma molto cattivi e molto aggressivi. Non gli importa nulla di avere le macchine dei militari a fianco, gli rispondono indietro, alla polizia gli rispondono indietro, alla locale gli rispondono indietro, loro si spostano ridendo, si spostano di un angolo di casa. Posso testimoniare che quanto dici corrisponde esattamente al vero, visto che è stato vissuto dalla sottoscritta in prima persona, in compagnia degli agenti della municipale. E poi l'altro giorno è successo un altro fatto gravissimo, spari nella notte con un bossolo ritrovato poi da Giampaolo Conte, che l'ha consegnato alle forze dell'ordine. Si trattava di un bossolo insomma a salve, però certamente se uno ti prende... Sì, però in ogni caso qui ormai sono 2 mesi che tutte le notti tu praticamente hai la radio company, radio locale, perché urlano, si corrono dietro, si lanciano oggetti, si picchiano, cioè tu senti la radio a giorno, dalle 2 di notte, 3 di notte, 4 di mattina, anche questa notte è stato uguale. Cioè tutte le notti c'è la radio a vista, non c'è problema. Ecco direttore, per concludere e nel ringraziare le nostre ospiti qui, tutti i cittadini continuano a chiedere a gran voce un presidio di forze dell'ordine fisso, mobile. Posso dire una cosa per favore, urgente? Allora, un altro particolare gravissimo, in Via Piave, che per quanto ci sono i lavori dei giardini, quindi si siedono comunque tranquillamente sul bordo senza problemi, occupano il marciapiede completamente, quindi la gente si deve spostare in strada per camminare, anche i turisti. Oltretutto all'uscita della lì c'è tutta la truppa di 14-15 tunisini, marocchini, tutti amici compari, quelli che praticamente spacciano, usano e fanno di tutto e sono tutti lì. Quindi la gente esce dalla lì, se li trova in mezzo, scende dalla filovia, dalla corriera, se li trova davanti. La cosa è vergognosa. Sì, ormai la situazione, dicono qui da Via Piave, è totalmente fuori controllo. L'appello al prefetto perché nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica si decida per questo posto fisso mobile delle forze dell'ordine. E da Via Piave con le immagini di Sandro Ponchi è tutto, e grazie alle nostre ospiti. Grazie a Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio da Mestre. Vediamo un titolo del Corriere delle Alpi, perché la droga è dappertutto ormai in Veneto. Fiumi di stupefacenti nel Bellunese, scoperta la centrale dello spaccio, chiuse le indagini su una banda che riforniva la provincia. 8 indagati, il PM Alberto Primavera ha spedito a tutti gli avvisi di garanzia, ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio. E si è rifiutato di dare da bere ad un giovanissimo che per tutta risposta lo ha picchiato sul posto Carabinieri e SUEM 118, la vittima pronta a presentare denuncia. Siamo a Istrana, sentiamo Daniela Sizia. Colpito con calci e pugni per essersi rifiutato di dare da bere a 2 giovanissimi. È accaduto al Bar Sole in via Capitello di Strana, poco prima della chiusura del locale intorno a mezzanotte. La vittima è il barista, un cittadino cinese di 26 anni, l'aggressore un minorenne. Il titolare del locale, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per un taglio alla testa e un occhio gonfio e tumefatto, è tornato al lavoro. Clienti scioccati, qui ci dicono non è mai accaduta una cosa simile. Conosco Leo perché sono stato il primo cliente del bar
bar e mi dispiace veramente tanto perché è una persona veramente generosa, onesta e mi dispiace veramente dell'accaduto, ecco. I due giovani sono entrati nel bar con un atteggiamento forse un po' troppo arrogante, hanno chiesto 2 bicchieri di acqua, ma ne è nata subito una discussione. Invitati ad uscire i 2 ragazzi se ne sono andati per poi tornate pochi minuti dopo. L'aggressore è andato in bagno, a quel punto il barista, temendo volesse consumare sostanze, notando la poca lucidità del minorenne, lo ha raggiunto, ma questi, al secondo invito ad uscire, gli ha sputato in faccia. La lite furibonda è proseguita all'esterno del bar. Qui il titolare del locale è stato picchiato con violenza. Sul posto i carabinieri allertati dai clienti e un'ambulanza del 118. Ha rubato dei capi d'abbigliamento, poi ha aggredito un vigilante che ha cercato di fermarla. Per questo una dominicana di 36 anni è stata arrestata dalla polizia locale di Treviso per rapina impropria. È accaduto sabato quando una pattuglia è intervenuta nei pressi dell'OVS dove era in corso una discussione. La donna insieme ad una quarantenne italiana si era impossessata di alcuni abiti al momento di oltrepassare l'uscita. Le barriere anti-taccheggio hanno fatto scattare l'allarme. Una volta fermata, questa donna, visibilmente agitata, ha inveito contro gli addetti alla sicurezza. In un successivo controllo è stata scoperta la merce a cui erano stati rimossi dispositivi anti-taccheggio. E poi per questo è scattato l'arresto per la 36enne, mentre la quarantenne è stata denunciata. Si è svolta l'udienza durante la quale è stato convalidato l'arresto e disposta la misura dell'obbligo di firma. Scene da Far West e panico tra i presenti sul Nevegal, siamo nel Bellunese, 3 stranieri scatenati e c'è voluta una ventina di poliziotti per mettere fine alle loro intemperanze. Sfrecciano sul Nevegal e poi, non contenti, devastano la questura. Dal rally sul Colle alle Manette, 3 stranieri, 2 nordafricani e un uomo proveniente dall'est, seminano il panico tra i turisti, feriscono 2 agenti e poi se la prendono con gli interni delle celle di sicurezza in cui erano stati collocati in attesa della convalida del fermo. I 3 si sono resi protagonisti di gimkhane, inseguimenti, fughe, arresti, devastazioni, con agenti della questura e polizia locale che non senza fatica li hanno arrestati. Tutto è iniziato quando il terzetto decide di imboccare via Faverghera a velocità folle su una strada aperta al transito dei ciclomotori e dei primi turisti estivi in passeggiata. Situazione di terrore per i presenti fino a quando, a causa dell'eccessiva velocità, l'auto esce di strada, per fortuna senza coinvolgere nessuno. Il Nevegal si riempie di forze dell'ordine con l'arrivo di una pattuglia della polizia stradale, di una della polizia locale, di un'ambulanza e pronto soccorso di Belluno. I 3 stranieri si danno la fuga nascondendosi nel bosco. Inizia così un inseguimento a piedi con il terzetto braccato. La fuga dura poco, i 3 vengono catturati, ma a quel punto mettono le mani addosso ai poliziotti, causando a 2 di loro ferite poi certificate con una settimana di prognosi. Portati in questura i 3, non contenti, mettono in scena altre situazioni. Uno simula dei mancamenti, mentre gli altri 2 sfondano anche una porta. Per contenerli si rende necessario l'impiego di una ventina di poliziotti. Ora dovranno rispondere di reati quali danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Servizio di Fabio Fioravanzi. Vediamo anche adesso il disagio provocato dalla situazione del Parc dal Negro a Treviso. Il sindaco parla di una criticità che continua a suscitare preoccupazione tra i residenti e tra le tante persone che frequentano l'area. Non voglio andare avanti così, ha detto il primo cittadino. I residenti della zona sono stanchi e francamente lo sono anch'io. Per questo ritengo necessario un confronto con tutte le istituzioni competenti affinché si individuino strumenti efficaci per garantire sicurezza, decoro e una presenza costante sul territorio. Mi auguro, ha detto ancora il sindaco Conte, che in occasione delle prossime operazioni di pulizia che verranno effettuate nei prossimi giorni non si assista alle consuete strumentalizzazioni. Ripristinare condizioni di igiene e decoro non significa negare diritti a qualcuno.
Adesso andiamo a Conegliano perché ieri c'è stata un'ondata, diverse ondate di maltempo che hanno provocato danni in Veneto, nel Trevigiano, nel Vicentino, nella Marca appunto, ma anche nel Veneziano. Andiamo a Conegliano da Edi Kaliman con il nostro operatore Simone Merlo. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori da Conegliano, dove ci troviamo in questo momento, una delle zone più colpite dal maltempo improvviso e inaspettato che ieri ha colpito tutto il Veneto orientale, il litorale, e anche questa zona, una delle più battute ogni volta che si verificano episodi di maltempo proprio sotto le montagne. Siamo nel trilatero in via Friuli, tra via Friuli e l'incrocio con via 24 maggio. Il trilatero è un famoso in città complesso residenziale di condomini che hanno queste coperture. Direttore, ti facciamo vedere anche con l'aiuto di Simone Merlo che per il forte vento sono state scoperchiate. Come puoi vedere, macchine parcheggiate dei residenti, di chi lavora qui nella zona. Ci sono molti uffici, ci sono molte attività al di sotto, al primo piano di questi condomini. Ebbene, intorno alle 9 di sera questo forte vento, il cielo che si fa nero e il vento che ha scoperchiato le lamiere di questo condominio. Tanta la paura, abbiamo intercettato una signora che vive qui in questo al civico 40 del trilatero di via Friuli e che ha detto di aver preso molta paura, di non aver capito che cosa stesse succedendo, tanto forte il boato che ha sentito, ma c'era troppa pioggia, troppo vento per poter effettivamente vedere dalla finestra cosa stava accadendo all'esterno. Devi sapere che queste lamiere sono cadute ieri sera, ma si sono fermate sopra questi abeti che hanno di fatto protetto le persone e le auto. Infatti non ci sono stati danni segnalati, tempestivo anche l'intervento dei vigili del fuoco per mettere ovviamente in sicurezza la zona. Adesso stanno operando invece i tecnici con i verricelli per riuscire a mettere appunto in sicurezza totale tutta la copertura del condominio. Segnaliamo anche invece maltempo nel Monte Bellunese e a Nervesa della Battaglia, Cappella Maggiore, dove per il forte caldo ieri in serata una signora anziana ha accusato un grave malore, sarebbe infatti in pericolo di vita e ricoverata proprio qui a Conegliano. Danni anche a Mareno di Piave, a San Fior, segnalazioni di forte vento in tutto il quartiere del Piave, danni a Montebellune, nella fascia del Montello, crollati pali della luce in cemento e in legno con diversi blackout in tutta la provincia. Segnaliamo come ultimo anche un incendio di alcuni alberi che si trovano lungo la Restera, Casale sul Sile, colpiti da dei fulmini che sono stati incendiati proprio a causa dei fulmini. Intervento del vigile del fuoco che hanno spento tempestivamente il rogo. Complessivamente 45 gli interventi nella serata di ieri. Direttore, questa è la situazione da Conegliano. Se non hai domande con Simone Merlo ti restituiamo la linea. Grazie molto. Edi Kaliman e Simone Merlo, sembra paradossale, ma proprio la tropicalizzazione del clima con temperature altissime, un caldo che durerà tutta la settimana e anche oltre nel nord-est, poi ovviamente provoca questi temporali improvvisi, ma poi c'è anche la questione della siccità, perché normalmente non piove, a parte queste bombe d'acqua, queste sventagliate tremende, per il resto c'è siccità e ci sono problemi con la rete idrica che è in sofferenza e si teme di tornare al 2022, quando furono applicati anche razionamenti dell'acqua. In collegamento Francesco Rattà e Federico Cibotto con il presidente del consorzio di bonifica Bacchiglione, Silvano Bugno, e il direttore Nazareno Paganizza. A te la linea, Francesco. Siamo lungo il canale scaricatore, in uno dei nodi idraulici più importanti della città di Padova, dove il Bacchiglione appunto si incrocia con il ramo maestro e con lo scaricatore. Con me c'è Silvano Bugno, che è presidente
del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, e Nazareno Paganizza, che ne è invece il direttore. Ecco, Presidente, la situazione sta iniziando a essere preoccupante, lo vediamo con i nostri occhi, il livello del fiume è più basso di quello che dovrebbe. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che siamo in fase di allarme. Noi che gestiamo 950 km di canali nel nostro compressorio, stiamo facendo tutte quante le manovre necessarie per poter scambiare da un canale all'altro l'acqua disponibile, però se continua in questa maniera avremo dei grossissimi problemi a poter fare queste manovre e dare il servizio efficiente. Quindi noi invitiamo i nostri agricoltori soprattutto a adoperare l'acqua in maniera parsimoniosa e di non sprecarla in maniera assoluta, perché non è detto che acqua ce ne sia per sempre e in tutti i casi. Ecco, siamo alla possibilità di un razionamento? Beh, sicuramente se va avanti in questa maniera nelle prossime settimane faremo delle turnazioni per quanto riguarda l'acqua, quindi daremo appunto con queste manovre idrauliche che abbiamo messo in atto, faremo delle turnazioni dove gli agricoltori irrigheranno oggi e passeranno dopo 2 giorni a andare a irrigare. Naturalmente in certi casi, soprattutto nelle colture orticole, andando a compromettere anche le produzioni. Ecco, chiedo al direttore cosa state mettendo in campo per risolvere, per ovviare questo problema. Allora, sicuramente stiamo vivendo un periodo molto complicato. Ci sono delle azioni che stiamo facendo nel breve periodo, ovvero quelle di cercare di razionalizzare la poca risorsa che abbiamo, tenere efficientata la rete attraverso lo sfalcio dell'erba, per cui permettendo quella poca acqua che è nei canali, permettendo appunto un deflusso regolare senza impedimenti. Però naturalmente bisogna mettere in campo anche dei progetti, delle idee a lungo termine. Parliamo anche dei canali interni di Padova che rischiano di essere a secco, dando problemi anche all'igiene della città. Ecco, sono tutti temi che voi comunque affrontate. Beh, questo penso che questa amministrazione del Consorzio Bonifica con il direttore e sicuramente il sindaco Giordani lo sa benissimo quanto bene vogliamo ai canali interni del Consorzio e alle proposte come Consorzio che abbiamo fatto per sistemare tutto il nodo idraulico di Padova. Abbiamo fatto una battaglia per avere delle derivazioni nel nodo idraulico e dare una sicurezza sanitaria alla città di Padova. Ecco, il problema dei canali interni di Padova è legato lo vedete alle nostre spalle, il ponte dei Cavai. Se si abbassa il livello del fiume fa fatica l'acqua proprio tecnicamente ad entrare. Assolutamente sì, la situazione che vediamo adesso appunto deriva dal fatto che c'è una scarsità di portata, di conseguenza un livello basso nel canale principale che è il Bacchiglione. Questo fa sì che entri meno acqua all'interno dei canali di Padova, appunto trovandoci nella situazione in cui stiamo vivendo questi giorni. Sicuramente il 2022 è stato peggiore, però non dobbiamo arrivare a tanto, perché nel 2022 effettivamente c'era proprio una moria di pesci e si erano seccati completamente questi canali. Adesso dobbiamo, memori anche di quello che è successo nel 2022, dobbiamo adottare tutte quelle misure necessarie appunto per cercare di salvaguardare appunto i canali interni di Padova, per avere anche una sicurezza di tipo sanitario di tutta la città di Padova. In regia oggi Francesco Cerone ed Edoardo Paris. Diamo una notizia appena pubblicata dal Gazzettino: un operaio che è rimasto incastrato sotto il rullo compattatore durante i lavori ed è trasportato in ospedale da in gravi condizioni, è accaduto nel Trevigiano. Torniamo all'ambiente, al maltempo. Questa volta una moria di pesci che è stata causata dall'irrigazione dei campi, quindi non c'è acqua, ma i campi comunque vanno irrigati e possono anche accadere queste anomalie. Andiamo in diretta da Nancy Galdi con Tommaso Migot per la parte tecnica. Nancy, spiegaci che cosa è successo.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori da Carmignano di Brenta. Siamo in via Margherita, qui sono morti sabato e domenica centinaia di pesci letteralmente bolliti vivi in poche ore. Lungo la roggia Molina Contarina, il corso d'acqua che attraversa Carmignano di Brenta e Piazzola. Parliamo di 45-50 kg di carcasse sul fondo melmoso. A dare l'allarme è stato proprio Elio Comin qui alla mia destra, che adesso ci spiegherà meglio che cosa è successo. Dunque, ci racconti dall'inizio. Allora, un pescatore passando per la roggia, vicino alla roggia Molina, ha notato sta morire di pesci e mi ha avvisato. Sono venuto sul posto e mi sono accorto che l'acqua che esce dalla fabbrica della cartiera Sappi di Carmignano era quasi totalmente asciutta. C'era un rigagnolo di acqua, pochissima, e c'erano centinaia di pesci morti. Però guardando come erano morti era successo la notte sicuramente. Allora ho avvisato il presidente della sorgente Fasolo Stive, è venuto su con un gruppo di guardie volontarie per fare i prelievi. Abbiamo prelevato 50-60 kg di pesce e naturalmente il consorzio dice che la causa sua non è stato, come si dice, una chiusura troppo intensiva a monte della cartiera da parte dei contadini, che non hanno lasciato il minimo vitale nella roggia Molina. Pertanto i pesci sono morti. Qua le domande sono parecchie, le risposte sono pochissime, però il fatto è accertato. Ecco, questo corso d'acqua che adesso Tommaso Migotta mostrerà ai telespettatori sabato era completamente secco e voi siete intervenuti la domenica mattina, mi sembra? Subito. Siamo intervenuti la domenica mattina, abbiamo chiamato il consorzio, una roba l'altra, e ora nella giornata di domenica abbiamo recuperato il pesce che si vede camminando lungo il corso d'acqua di Via Margherita, tanto per non dare la possibilità che la gente passava, tutti telefonavano per sta moriva. Dopodiché abbiamo fatto i nostri accertamenti perché l'acqua mancava quasi totalmente. Se anche c'era un piccolo inquinamento, se c'era più acqua veniva diluito e non c'era problemi. Perché la domanda è cartiera, a monte, a valle, ma non possiamo fare delle accuse perché poi possiamo avere anche dei problemi di denunce e via dicendo. Comunque il fatto è che il pesce è morto. E voi siete intervenuti per oltre 1 chilometro? Sì, oltre 1 chilometro fino alla statale Postumio 53. Abbiamo recuperato cavedini, truttine, barbi e fatto diversi punti di raccolta dentro i sacchi che dopo il mezzo comunale è venuto quel camion il giorno dopo per levare il pesce e portarlo all'incineratore. Tutto è. La causa è stata trovata? La causa è stata trovata e adesso che siamo di fare accertamenti, perché il consorzio si è tutelato questa mattina, perché si è fermato uno del consorzio e ho altri di che non sta al consorzio. Noi non diciamo niente, ho detto. Abbiamo detto che c'era poca acqua, che se l'acqua fosse stata pulita e non inquinata, il pesce poteva vivere. Però è morto. Adesso sta a noi indagare oltre. Tutto là. Grazie a Elio Comini e anche a Tommaso Migotta la parte tecnica. Direttore, per il momento se non ci sono domande da Carmignano è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie molte Nancy Galdi e Tommaso Migotta, grazie per questa diretta da Carmignano di Brenta. Andiamo avanti con una settantenne che rimane ricoverata in gravi condizioni, una settantenne di Cappella Maggiore, ricoverata ieri sera per un colpo di calore in ospedale a Conegliano. L'allarme è scattato verso le 18:30 ad allertare il 118, un'amica della signora che, stando ad una prima ricostruzione, era seduta con lei da qualche ora in un parco pubblico. A un certo punto la settantenne si è accasciata e l'amica ha chiamato i soccorsi. Sul posto il SUEM, che vista la gravità delle condizioni l'ha immediatamente portata direttamente al pronto soccorso di Conegliano, dove i medici all'arrivo le hanno riscontrato una temperatura corporea di 42 gradi. Bisogna stare molto attenti ai colpi di sole, soprattutto le persone che hanno una certa età, e i medici raccomandano sempre di disidratarsi, cioè di bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, in particolare quando ci sono temperature così elevate.
Caldo record per l'appunto, buona parte della provincia di Venezia è da bollino rosso anche oggi. Il Comune ha presentato il piano di risposta sugli effetti sulla salute insieme a Ulstre e Protezione Civile. L'ondata di calore non si arresta e anche Venezia, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, passa a bollino rosso, quindi allerta gialla a livello regionale e comunale, per rimanerci almeno fino a mercoledì. Il Comune ha presentato il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore insieme a Ulstre, Serenissima e Protezione Civile. Il compito della Protezione Civile è proprio quello di diffondere e divulgare tutto quello che si può fare per aiutare soprattutto le persone che hanno più problemi, persone anziane, ma tutti coloro che purtroppo devono affrontare questa situazione particolare di ondata di calore. È a contatto con tutte le realtà del territorio e fa un po' anche da regia da questo punto di vista. Nella mappa della vulnerabilità i nostri primi target sono le persone anziane e sole con patologie, quindi questi secondo me sono le persone più vulnerabili da tutelare. Poi abbiamo sicuramente persone con patologie croniche che assumono molti farmaci e oltre la fascia di età anziana anche i bambini molto piccoli per sia problemi di fatica di termodispersione e anche per incapacità di chiedere aiuto, di dire che hanno sete, e ancora altre persone ai margini della società, quindi fragili dal punto di vista sociale. Mettiamo a disposizione dei luoghi della città in cui potersi refrigerare, ma anche i musei. Ecco, c'è una bella collaborazione con la Fondazione Musei Civici che aprirà le porte appunto dei palazzi per far sì che le persone possano avere un po' di fresco, ecco, in giornate difficili, particolari proprio come quella di oggi. In queste giornate da bollino rosso è importante adottare i comportamenti corretti, soprattutto per le categorie più a rischio. Per questo è stato diramato anche un volantino con le indicazioni, oltre che nel sito del Comune. I comportamenti principali sono fondamentalmente quelli di idratarsi molto, di cercare di non uscire, di non fare attività fisica soprattutto nelle ore più calde e di cercare di mantenere la casa fresca, ad esempio aprendo le finestre solamente nelle ore serali e notturne, facendo ovviamente attenzione a quelli che possono essere malintenzionati. Ovviamente gli attori principali in caso di problematiche di salute sono il 118 qualora ovviamente delle persone abbiano dei problemi sanitari gravi, o altrimenti c'è il numero dell'ASL 116-117 che può dare dei consigli da esperti per quanto riguarda ovviamente le problematiche di salute ai cittadini che dovessero richiedere informazioni per quanto riguarda i comportamenti più corretti da adottare per ripararsi dal caldo. Facendo però attenzione anche agli sbalzi di temperatura. Se da una parte avere l'attenzione a rinfrescare gli ambienti laddove ci sono persone, dall'altra parte non eccedere nel senso opposto e quindi avere sempre quell'equilibrio che permetta alle persone di stare in modo equilibrato sufficientemente bene. Servizio di Ilaria Marchiori, quindi ripetiamo, bere molto, idratarsi per non andare incontro a disidratazioni che possono avere conseguenze anche molto gravi. Di questi tempi si temono anche gli incendi nelle aree verdi, nei boschi, perché ci sono temperature elevatissime, quindi c'è anche il rischio combustione. Adesso non sappiamo da cosa sia stato provocato questo incendio che è avvenuto ad Arqua Petrarca e fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha domato il rogo di un deposito di legna ad Arqua Petrarca in provincia di Padova nella notte di lunedì. Le squadre dei pompieri del distaccamento di Este sono intervenute e hanno evitato che il rogo si estendesse all'area boschiva dei Colli Euganei. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno tempestivamente circoscritto le fiamme e avviato la bonifica dei focolai. Sul luogo presenti anche il sindaco di Arqua Petrarca, i carabinieri di Galzignano Terme e i volontari del gruppo antincendio boschivo dei Colli Euganei di Albignasego. Fortunatamente non sono state ferite o intossicate persone. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Grazie Francesco Rattai. Adesso andiamo a Vicenza perché è stato presentato oggi un evento a cui parteciperà anche Giuseppe
Cruciani, si parlerà, Giuseppe Cruciani della Zanzara, si parlerà anche di legittima difesa, ne ha parlato con Daniele Garbin, l'ex senatore della Lega Alberto Filippi, che è stato vittima di un assalto alla sua villa in cui c'erano anche la moglie e 2 bambine. Filippi, ricorderete, era stato picchiato e rapinato in diretta da Daniele Garbin. Parliamo di legittima difesa, con me Alberto Filippi, l'imprenditore che ha subito un'aggressione nell'aprile di quest'anno e soprattutto anche un comando che invase la propria casa, insomma aveva anche paura per la sua vita, i suoi familiari, in momenti attimi di terrore, e soprattutto di un evento che sta per essere annunciato in questo momento, perché oltre ad essere un imprenditore è anche stato senatore e quindi c'è anche un coinvolgimento della politica, soprattutto per quello che riguarda la legittima difesa. Ecco, adesso a distanza di tempo come sta su questo? Io sto meglio, la famiglia sta meglio, evidentemente la paura non scompare, sono cose che ti segnano la vita. Ho deciso quindi di ritornare al sociale, ritornare anche in politica e ritornarci insieme al generale Vannacci. Dico la verità, ho voluto creare questo evento domenica. Diciamo subito appunto che cosa, perché riteniamo allora si vuole parlare di un caso specifico, si è in attesa della sentenza di Cassazione per il caso del gioielliere Mario Roggero, che venne condannato in prima istanza a 17 anni, poi ridotti a 14, un caso, se ricorderete, a Cuneo, in cui il gioielliere rincorse e poi i rapinatori, ne uccise 2, insomma una cosa che fece scalpore, fece discutere, in qualche modo legata anche a un'esperienza in cui qualcuno si trova sotto pressioni con le armi, e quindi voi avete deciso di dare spazio a questo. Di dare solidarietà, perché io so cosa vuol dire avere le persone vicine quando succedono queste cose. Capisco cosa vuol dire avere una pistola puntata a 15 centimetri, capisco cosa vuol dire avere le proprie figlie e la propria moglie sequestrata per oltre un'ora. Cose tutte queste che sono successe anche al gioielliere, che però è stato in appello condannato a 14 anni e 9 mesi, ha già risarcito le famiglie dei malviventi con 300.000 euro e rischia fino a 3 milioni e 3. In uno Stato civile questo non è tollerabile, e quindi bisogna protestare, bisogna far sentire la voce di noi cittadini per bene, perché siamo noi cittadini per bene che avremmo stipulato un patto con lo Stato deve difendere Abele, non deve difendere Caino. Ecco, allora riporta il tema sulla legittimità della difesa. È sempre legittima secondo voi? Con questo incontro avete intenzione di portare a discutere nuovamente di questo aspetto? Sappiamo, non so, il caso dell'imprenditore Zancan di Nanto, per esempio, o lo stesso distributore di benzina di Nanto, Stacchio, ecco, che impugnarono l'arma e poi affrontarono i banditi. Ecco. Su questo punto, quando lo Stato non riesce a difendere i cittadini, è giusto che i cittadini possano difendersi, anzi che i cittadini non solo possano, ma i cittadini che riescono devono difendere le proprie cose e i propri cari. Per questo motivo do appuntamento a tutti i vicentini e non solo ai vicentini al Teatro di Vicenza domenica prossima, il 28 alle ore 17, perché dobbiamo far sentire alla politica che vogliamo un paese diverso, un paese che ci protegge e un paese che non, come purtroppo è accaduto, un paese che ha tradito il patto tra cittadini e Stato. Grazie a Daniele Garbin, l'intervista ad Alberto Filippi. Abbiamo parlato ieri sera di violenza e di politica anche a Focus. C'è stato uno scontro, come sempre o quasi sempre a Focus, in questo caso tra Giuseppe Paolin della Lega e Gio Formaggio di Futuro Nazionale. Sentiamo una parte di questo scambio.
Quindi credo che logicamente le tensioni le abbiamo vissute in tutti i governi di tutti gli schieramenti, ci sono cambiamenti, l'amico Joe qua è passato da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale che bello che sta. Ci sono dei cambiamenti che fanno sì che la dialettica politica si incroci, centrosinistra vivrà della lotta fra Conte e la Schlein, è la dialettica politica, quindi quello che mi sento di dire è che gli alpini a volte vengono utilizzati per fare magari le passerelle e la politica li utilizza spesso. Certamente che il Presidente del Consiglio partecipi a un raduno è più che legittimo, anzi dà il giusto rilievo all'attività degli alpini, il volontariato e tutto quello che c'è, però non nascondiamo che in un mondo che gode molto dell'immagine tutto viene utilizzato per Cioè, ma la Schlein non ha gay pride, ma vi rendete te parli che ti si lega. No, cioè Giorgia Meloni, sì, io la conosco molto bene, sì, è sempre andata agli alpini, è sempre andata dai carabinieri, è sempre andata dalle forze dell'ordine. È una trivella, questa non è quella. Siete lontani anni luce, ma te parli, ma io non capisco, parli da sinistra, non te parli che ti si Lega. Joe, io ti ho detto che la politica non è una passerella, c'era anche a Udine, ma non mi sto riferendo. Se fossi di Rifondazione Comunista sei Joe, sta calmo perché sennò te passi all'altro movimento, te salti dall'altra parte. Non è un movimento, sto solo giudicando. Stai difendendo una scelta sbagliata. Ma io non ho fatto bene andare agli alpini, c'è sempre andata. Ho detto la politica utilizza. Allora, io cerco di contenere i nostri ospiti, ma è difficile, poi si sovrappongono e si capisce poco di quello che viene detto, ma insomma questo è il confronto sempre comunque duro ma civile, anche se duro nei toni. E intanto un altro protagonista della politica anche in televisione, Roberto Marcato, che risponde a Stefano Valdegamberi dopo la polemica seguita alle sue parole sul generale Vannacci pronunciate durante il ring con Ferdinando Varino su Antenna 3. Vediamo. Caro Stefano, ti tranquillizzo subito, non c'è nessuna strategia. La cosa che desidero di più è quella sicuramente di poter essere candidato a Padova. Per uno come me che nasce come amministratore del territorio non c'è ruolo più importante e gratificante che governare una città come quella di Padova. Quindi ti tranquillizzo te e tutti quelli che immaginano che ci siano chissà quali strategie. Caro Stefano, inizia con parole di distensione la risposta del leghista Roberto Marcato all'ex compagno di partito Valdegamberi, passato a Futuro Nazionale, nuova compagine fondata dal generale Roberto Vannacci, che aveva ribattuto alle dichiarazioni fatte a ring sui tratti somatici del generale. Caro Roberto Marcato, mi dà l'impressione che tu non voglia fare il sindaco di Padova, continuando a attaccare ogni giorno il generale e diridendo anche Futuro Nazionale. Già la partita padovana è difficile per il centrodestra, ma senza di noi sarà impossibile. I vannacciani non hanno gradito la battuta di Bulldog Marcato, il cui nome da mesi viene associato al candidato di centrodestra alle amministrative 2027 a Padova. Marcato aveva ironizzato sull'aspetto di Vannacci, contrapponendolo alle dichiarazioni che il generale è solito fare sulla razza, e su questo il leghista sembra non fare passi indietro, spiegando ulteriormente le sue parole. Per quanto riguarda invece la presunta offesa fatta al generale Vannacci, insomma, se uno si offende perché gli si dice che assomiglia a un marocchino, il problema non è la battuta, ma è il fatto che uno si offenda perché assomiglia a un marocchino. Dopodiché, e lo ripeto, è un ragionamento assolutamente logico.
Vannacci ha detto che la Egonu non rappresenterebbe l'italianità per i suoi tratti somatici, e allora io ribadisco che, visto che lui ha dei tratti somatici che possono ricordare quelli di un marocchino o di un algerino, anche lui non potrebbe rappresentare l'italianità. Mi volete spiegare dove sta il problema in tutto questo? Spiegata la battuta, Marcato cerca di buttare acqua sul fuoco, spostando l'orizzonte su obiettivi più vicini. È una polemica surreale che interessa solo voi evidentemente, però insomma credo che noi che siamo amministratori dobbiamo preoccuparci di altre cose. E Valdegamberi a sua volta ha teso la mano a Marcato per le elezioni del 2027. Lo appoggiate o no Marcato a Padova? È troppo presto? No, intanto bisogna vedere se lui appoggia noi. Vabbè. Scherzo. No, allora, lo appoggiamo o meno è tutto relativo, nel senso che dipende dai programmi, dipende anche. Marcato ha tante visioni che sono uguali a noi. Un conto è l'aspetto politico nazionale, un conto poi sono gli accordi territoriali che hanno una valenza amministrativa. Nell'amministrare si cerca di fare il bene del territorio, non ci sono le strategie comunitarie, non ci sono strategie sulle energetiche, sul green, sul rapporto politica estera, eccetera. Il comune è comune, nonostante le battute la porta è aperta. Ecco, è sempre aperta perché noi vogliamo che vinca una politica che sia non certo della sinistra, perché quella più vicina a noi, cerchiamo alleanze più vicine a noi. Però è chiaro che per sposarsi bisogna sempre essere in due. Per sposarsi bisogna essere in due. Intanto scatta la resa dei conti all'interno di Forza Italia, chiedo scusa, ore cruciali per il destino del coordinatore provinciale di Forza Italia, appunto Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Appello all'unità dal vicepresidente della provincia Fabio Maggio. Sentiamo. Non è il momento di un cambio ai vertici e soprattutto in questo partito tutti sono una risorsa e nessuno deve essere trattato, diciamo, come un problema. Fabio Chies è il sindaco della città più importante che Forza Italia amministra in Veneto, quindi io credo che solo per questo debba essere considerato il suo ruolo determinante all'interno di Forza Italia, e quindi in questa fase io credo che Forza Italia debba mantenere la sua unità. È un appello accorato quello del vicepresidente della provincia di Treviso, l'azzurro Fabio Maggio, che arriva in giorni convulsi per il partito con il coordinatore provinciale Fabio Chies quanto mai in bilico, e questo dopo un incontro a tre svoltosi a Verona tra lo stesso Chies, il segretario regionale Flavio Tosi e il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin, che da tempo chiede una svolta interna, complici i risultati non esaltanti delle ultime tornate a partire dalle regionali. Pesa poi l'ultima mazzata di Castelfranco Veneto. A Chies di fatto sarebbe stato chiesto di fare un passo indietro, favorendo una nuova gestione che in un primo momento sarebbe di natura commissariale. Nel partito la tensione alle stelle. Peraltro Cristina Andretta, già sindaca a Vedelago e candidata alle ultime europee, ha rimesso la propria carica di vice coordinatrice. Il re de razionem è imminente. Quello di Fabio Maggio è un avviso ai naviganti, anzi sembra un promemoria in particolare per Tosi. Forza Italia è un partito inclusivo in cui valgono le regole democratiche. I coordinatori provinciali, i ruoli di responsabilità si scelgono nei congressi con la democrazia interna, e quindi io credo che in questo momento nessuno voglia divisioni e soprattutto che non ne abbiamo bisogno. Dal canto suo Fabio Marin da San Zenone, dove è stato rieletto sindaco per il secondo mandato facendo il pieno di voti e mettendo all'angolo la Lega, si trincera dietro un no comment. Fabio Maggio tenta una manovra di emergenza. Io credo che Forza Italia oggi debba necessariamente far forza sui propri amministratori, tanti amministratori sul territorio, tanti sindaci, Franco Bonesso, Emanuele Crosato, Fabio Marin, che oggi rappresentano la spina dorsale del nostro partito. Chi resterà con la pistola fumante è ancora presto per dirlo. Di certo ci sono diverse partite in atto, le candidature per le politiche 2027, le comunali a Conegliano dove Chies non si può più candidare, le fibrillazioni tra area Tajani e berlusconiani, da intendersi Marina Berlusconi, e poi c'è il problema che si può davvero definire generale del centrodestra di governo. La classe dirigente oggi deve fare una riflessione importante, soprattutto alla luce del fenomeno Vannacci. Noi dobbiamo dare un'alternativa per un centrodestra che sia autenticamente liberale.
Servizio di Christian Arboit, vediamo un casus belli nel centrodestra anche a Rovigo, Fratelli d'Italia sfrattata a Rovigo da Futuro Nazionale. Vannacci inaugura una sede grazie ad un imprenditore. Il proprietario va col generale e regala questo locale, per cui botte da orbi anche nel Polesine. Weekend di voci incontrollate sul futuro di Palazzo Rosso a Belluno. Da qui ad un anno il sindaco De Pellegrin si ricandiderà o no? Sentiamo cosa ha risposto a Fabio Fioravanti. Voci di corridoio che si trasformano in un interrogativo popolare. Oscar De Pellegrin sarà in campo per un secondo mandato a Palazzo Rosso o passa la mano? La verità è, come ho detto, in questo periodo io sono concentratissimo insieme alla mia maggioranza a portare a termine l'indirizzo del mio mandato, quindi lavori, opere e anche prospettive future. È normale che nel contesto ci sia anche il confronto politico per cercare di portare e consolidare questi frutti che abbiamo portato in questi anni e poi dare anche seguito. Però la decisione, ragazzi, decido io e quando deciderò di averla presa sicuramente vi porterò a tutti quanti attraverso una conferenza stampa la mia decisione. Al termine del mandato manca un anno, non si fanno nomi per chi sarà il candidato del centrosinistra, mentre da più parti si avanza l'ipotesi che possa essere l'ex assessore della Regione Veneto Giampaolo Bottaccini il nuovo aspirante inquilino di Palazzo Rosso. Io vedo tutta questa comunicazione che secondo me è tra buttare avanti la palla, come magari alcuni pensano sia giusto, per me è sbagliatissimo. Da qui alla fine del mandato, che è l'unica certezza a questo punto, quale vorrebbe essere la cosa che riesce a portare a termine? Ma guardi, è un progetto che sta a cuore, è già qualche anno che ci lavoro, oggi è maturo, mi piacerebbe riuscire prima della fine di questo mandato, al di là di tutte le opere PNRR, tante che abbiamo fatto, illuminazione, tanto per il sociale, che è quello che sta emergendo sulla problematica sociale, ma soprattutto mi piacerebbe mettere la prima pietra o avere la copertura finanziaria della Casa delle Abilità. Torniamo alla cronaca, ai molti troppi incidenti stradali che avvengono sulle nostre strade, ma anche su quelle di altre regioni. Pensate, in 2 giorni ci sono stati 38 morti nel weekend complessivamente a livello nazionale, tante le vittime in Veneto. È morta la bambina di 9 anni che era rimasta coinvolta nel terribile schianto di Fagarè di San Biagio. Le condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. La piccola era nell'auto con la sorella e la mamma, indagata per l'incidente. Avrebbe dovuto compiere 10 anni il prossimo 10 luglio ed Ewede Osabi e Favur, la bimba rimasta coinvolta nell'incidente stradale di venerdì a Fagarè di San Biagio di Callalta. Le speranze sono finite nel tardo pomeriggio. Dopo la dichiarazione di morte è sceso il gelo anche tra i sanitari. Il terribile incidente lungo la Postumia, quando la mamma della piccola, 33 anni, per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta dove stava procedendo un mezzo pesante. La lunga disperata frenata del camionista, l'impatto devastante, le lamiere contorte, la famiglia rimasta incastrata nell'abitacolo, immediati soccorsi, la sorellina più piccola portata in ospedale, sarebbe stata dimessa in queste ore, lesioni non gravi per la mamma Viviana. Purtroppo le condizioni della bambina di 9 anni sono apparse subito disperate per un trauma spinale. Tra la vita e la morte è stata trasportata in rianimazione all'ospedale di Treviso. La polizia locale intervenuta sul posto sta cercando di ricostruire questo gravissimo sinistro. La donna potrebbe aver invaso la corsia per una distrazione o forse un malore, ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi di un sorpasso. Disperato il camionista, che si è visto l'auto di fronte e ha tentato di tutto per evitare l'impatto. La mamma, indagata inizialmente per lesioni gravissime, ora rischia l'imputazione per omicidio stradale. L'ennesimo sinistro in un'estate appena iniziata, ma già funestata da tantissimi, troppi incidenti stradali. Servizio di Christian Arboit, vediamo l'apertura del Corriere della Sera. Nella prima pagina: Milano, agente della polizia locale in moto muore durante un inseguimento, ritrovata l'auto pirata, fermati il conducente e un'altra persona. È una vera e propria strage sulle nostre strade.
Vediamo la morte di Giacomo Gobbo, il 19enne che ha perso la vita mercoledì scorso in un drammatico incidente stradale. Tanti sogni da realizzare, progetti da costruire, partite da giocare e una vita intera da vivere. Oggi resta un dolore immenso, ma anche una profonda gratitudine per aver fatto parte della tua vita. Sono alcuni passaggi della commovente frase che compare sull'epigrafe della vittima che ha perso la vita mercoledì scorso in un incidente stradale. Giovedì alle 19:30 allo stadio comunale Gilberto Parlotti di Zero Branco. L'ultimo saluto a Giacomo. Mercoledì alle 20:30 nella parrocchia sempre di Zero Branco verrà recitato il rosario in ricordo dello studente. E dolore e sconcerto a Ceggia per la scomparsa di Gabriele Sorgon, morto a soli 18 anni nell'impatto tra la sua moto e una monovolume a Prata di Pordenone in Friuli. Sognava di diventare un agente della polizia locale, ha rivelato un'amica, lascia i genitori ed un fratello maggiore. Venerdì gli ho mandato un messaggio perché so che aveva la maturità e mi ha detto che era andata bene, che avrebbe avuto l'orale e che insomma si stava realizzando il suo sogno perché voleva prendere il diploma per poi magari provare a fare dei concorsi, entrare nella polizia. Un sogno, quello di indossare la divisa di agente di polizia locale, che per Gabriele Sorgon, 18 anni appena, si è spezzato improvvisamente lungo la strada che collega Pordenone a Oderzo, quando all'altezza di Prata la sua moto, una Kawasaki, è entrata in collisione con un minivan Fiat guidato da una 28enne pordenonese che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio. Doveva essere una gita in moto con gli amici nei giorni della maturità. Si è trasformata in una tragedia con il 18enne morto praticamente sul colpo dopo un volo fatale. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del SUEM 118, giunti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno procedendo inevitabilmente per omicidio stradale. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di un'intera comunità, quella di Ceggia, che sta abbracciando mamma Claudia, papà Marco e il fratello maggiore Alessio, chiusi nel loro dolore in questa abitazione di Via Giotto. Sono distrutti ovviamente, non si danno pace. Come può stare un genitore con una perdita del genere? E qui tutta la famiglia, insomma, ovviamente sono aggrappati all'altro figlio. Purtroppo quando muore un ragazzo si vengono interrotti i sogni, speranze, progetti ed è una tragedia per tutti. Sui social il ricordo dell'Istituto Professionale Don Bosco di San Donà di Piave, veglia su di noi il messaggio con la foto del giovane in sella alla sua moto, un amico per tanti, Gabriele, che era pronto a diventare anche volontario di Croce Verde. Un ragazzo sano, positivo, attivo, interessato e quindi ancora di più mi sento di dire che è una grande perdita per il nostro paese. Eravamo diventati amici anche con i colleghi, col comandante, ci sentivamo, veniva a trovarci. C'è stato la pagella a febbraio quando stavamo lavorando per il carnevale, si è fermato e era orgoglioso, insomma, ci ha mostrato come stava andando, ci ha presentato la sua ragazza durante le votazioni, che eravamo qua tante ore, è venuto a trovarci, insomma, era diventato un amico, insomma. Era felice, sereno e sperava, insomma, di coronare il suo sogno. Tutto stava andando tutto bene, insomma, come può andare per un ragazzo di 18 anni, insomma, era veramente un bravo ragazzo. E Gabriele aveva partecipato anche a un progetto di sicurezza stradale con ALBA, l'associazione dei familiari delle vittime della strada di Romina Ceccato, che ha fatto visita ai familiari. Il 18enne aveva raccontato a Romina la sua passione per la moto, ma anche il suo impegno a voler essere prudente. Pensate che destino, c'è un ragazzo che invitava tutti ad essere prudenti, che ha perso la vita. Vediamo. Qui eravamo a Jesolo, che stavamo appunto facendo questo progetto e qui avevamo appena finito l'incontro con questi ragazzi dove ascoltavano la storia di una mamma e dove gli facevo capire certe cose importanti. E lui mi prese sotto braccio e mi disse: per te ci sarò sempre.
Parole semplici, profonde, che all'indomani della tragedia costata la vita a Gabriele Sorgon pesano come macigni per Romina Ceccato, presidente di ALBA, Associazione per la Sicurezza Stradale. Il 18enne aveva incontrato Romina durante alcune iniziative di sensibilizzazione e aveva ascoltato la sua storia, quella di una madre che ha perso il figlio sulle strade. Riccardo Laugeni era uno dei 4 angeli morti in un canale a Jesolo nel luglio 2019. Gabriele ne era rimasto colpito. E lui molto dolcemente mi ha detto: sai, a me piace ogni tanto andare in giro in moto, fare certe cose, però ho capito che a casa c'è sempre una famiglia che ci aspetta, quindi devo stare prudente. Romina ha già incontrato la famiglia di Gabriele, i genitori, il fratello, non li lascerà soli in questi giorni di dolore. Allo stesso tempo c'è una battaglia più generale da portare avanti, quella sulla sicurezza stradale, con il vice premier Salvini che ha annunciato la convocazione di un tavolo urgente, e questo dopo la strage di Senago con 3 diciassettenni morti. Io ho scritto, ascolti di nuovo tutte le associazioni. Vedi, io non ho detto ascolti ALBA. Io ho detto ascolti di nuovo tutte le associazioni. Quindi lei aspetta di essere convocata a questo tavolo? Certamente. Un inizio estate nero dove tutto incide, anche le alte temperature. Un alert specifico arriva dallo psicoterapeuta castellano Mirko Casteller. La mente umana sopra una certa temperatura tende a inibire lo stato di attivazione, quindi minore capacità di reagire, minori stimoli, ma soprattutto ci sono i riflessi che sono rallentati. Una condizione di stand-by che scatta sopra i 30 gradi, la consapevolezza è il primo passo. Poniamo maggiore attenzione sulla strada, ma soprattutto prendiamo le adeguate distanze, non solo fisiche dagli altri veicoli e dalle persone, ma anche da noi stessi, comprendendo che abbiamo dei limiti e quei limiti vanno rispettati. Servizio di Cristian Arboit, andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Ceron e Edoardo Paris. Tra poco, state con noi. E non avevamo finito con gli incidenti, andiamo a Casoni di Mussolente, dove un 43enne tirato dal suo cane è finito contro la ruota di un trattore ed è in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza. Purtroppo il cane è morto. Il cane viene spaventato dal rumore di un trattore che sta sopraggiungendo, tira con forza il guinzaglio correndo dritto verso la strada, trascinandosi dietro il padrone. L'animale muore schiacciato sotto una ruota del mezzo agricolo, mentre l'uomo, un 43enne di Casoni di Mussolente, sbatte violentemente la testa contro il cerchione della stessa ruota. È gravissimo. Per lui i medici del San Bortolo di Vicenza non hanno ancora sciolto la prognosi dopo che è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento chirurgico al capo. Tutto è successo sabato sera, siamo in via Dante Alighieri a Casoni e il 43enne, che abita a pochi metri di distanza, stava rincasando a piedi lungo il marciapiedi dopo una passeggiata con il figlioletto e il cane. Probabilmente il rumore del trattore ha agitato la bestiola, che è schizzata verso la carreggiata proprio mentre il veicolo, guidato da un agricoltore di Borso del Grappa che aveva appena finito il lavoro nei campi, stava passando. Tutto è successo in una manciata di secondi, una scena tremenda davanti agli occhi del ragazzino. Immediati soccorsi con l'arrivo dei sanitari del SUEM 118 e della polizia locale. Viste le condizioni del ferito, l'ambulanza lo ha direttamente condotto al nosocomio Berico, mentre per il povero cane non c'è stato nulla da fare. Servizio di Vanessa Banzato ci si interroga su cos'altro bisogna fare per evitare gli incidenti stradali. C'è un uso troppo frequente dei cellulari, si va a folle velocità dopo aver abusato di sostanze come alcol e stupefacenti, e poi c'è anche chi guida con le infradito. Vietate o no, multa o leggenda, cosa davvero dice il codice della strada? Ogni estate torna il dubbio degli automobilisti: si può guidare con ciabatte e scarpe aperte? Ma bisogna fare le inchieste su questo. Ma vogliamo metterci al volante con
con le infradito che notoriamente sono ballerine quando si ha a che fare con i pedali. Dai, per favore. Vediamo le vicende di un altro incidente diverso, una diversa dinamica, perché si tratta di un base jumper che si è lanciato dal Castello delle Nevere tra le Dolomiti ed ha purtroppo perso la vita. 3, 2, 1. Amava lanciarsi con il paracadute, riprendendo con la videocamera i voli tra gli scenari più suggestivi delle Alpi. La tecnica è quella del base jump puro, un tuffo nel vuoto tra gli abissi delle pareti verticali, poca possibilità di manovra, una manciata di secondi di caduta libera per raggiungere velocità che arrivano a superare i 200 km/h prima di tirare il cordino che aziona il paracadute. Non l'ha mai tirato quel cordino Charles Tanguy, il 26enne francese trovato senza vita domenica mattina ai piedi della parete del Castello delle Nevere, cima selvaggia nel massiccio della Moiazza in comune di Taibona Gordino. Lo hanno riferito i soccorritori che l'hanno individuato perlustrando la zona con l'elicottero dopo che l'amico che era con lui ma che all'ultimo quel giorno aveva deciso di non lanciarsi e che lo stava aspettando alla base nei pressi di Capanna Trieste attorno alle 18 della sera prima aveva dato l'allarme. Charles Tanguy amava sicuramente l'adrenalina, le emozioni del volo, la sfida di lanciarsi da luoghi sempre più impervi, talvolta effettuando una capriola prima di aprire la vela, e potrebbe essere stato quindi un errore tecnico o di valutazione alla base dello schianto che in quelle circostanze e in quegli ambienti pericolosi e complessi non può che risultare fatale. Il 26enne infatti non è la prima vittima di un'attività sportiva che non lascia nessun margine all'errore, basti pensare ai numerosi incidenti mortali avvenuti nelle Dolomiti negli ultimi anni. Gestiva 2 lavanderie self-service per riciclare i soldi dello spaccio di droghe. Siamo a Padova. La Guardia di Finanza ha arrestato il titolare dei negozi e altre 13 persone. In poco più di 2 anni sequestrati oltre 160 kg di stupefacenti. Chiara Gaiani. Era socio e amministratore unico di una società che gestiva 2 lavanderie self-service, il tunisino arrestato dalla Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'indagine che in 2 anni ha portato all'arresto di 14 persone, 17 quelle denunciate, e al sequestro di fiumi di droga, 162 kg in totale tra cocaina, eroina e hashish, a cui si sono aggiunte anche 2 pistole, una katana, un taser e 120.000 euro in contanti. Un'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova a partire dal 2024. Dall'osservazione dei singoli pusher che si muovevano a Padova città, tra i quartieri Arcella, Guizza e Chiesa Nuova, e poi tra Abano Terme, Monselice e Selvazzano, i militari hanno ricostruito la rete di spacciatori che faceva capo al tunisino, che gestiva 2 lavanderie a gettoni in città per riciclare il denaro provento dello spaccio. Regolare in Italia, l'uomo è stato arrestato a giugno 2025 con 3 kg di cocaina e 15.000 euro in contanti. Da lui le fiamme gialle sono risalite alla società e al conto corrente bancario, dove sono stati notati flussi anomali di denaro contante. Con i soldi versati nel conto, il tunisino aveva acquistato un appartamento, un locale commerciale, un box, un SUV e una moto, che sono stati tutti sottoposti a sequestro. Fine di un incubo al parco etnografico di Rubano. Dopo diverse segnalazioni da parte di minorenni impaurite, un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Il maniaco non manca mai, non è detto che abbia l'impermeabile, ce ne sono però tanti in libertà, vediamo. Si nascondeva nei cespugli del parco etnografico di Rubano per osservare e rivolgere avanzi a minorenni. È l'inquietante ricostruzione condotta dai carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano, partita a fine aprile, dopo la denuncia presentata da alcune ragazze minorenni che frequentavano abitualmente l'area. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, i militari hanno identificato e denunciato un uomo domiciliato a Rubano, ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico. Le giovani avevano segnalato la presenza di un uomo che si
nascondeva tra la vegetazione nei pressi dell'area verde, mettendo in atto comportamenti osceni e rivolgendosi loro con avance esplicite. Le segnalazioni hanno generato forte allarme tra famiglie e residenti, portando all'attivazione di un dispositivo di controllo capillare sul territorio da parte dei carabinieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il personale del parco. Grazie al monitoraggio dell'area, alla descrizione fornite dalle vittime e ulteriori riscontri raccolti nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso in più occasioni nei pressi di gruppi di adolescenti con comportamenti ritenuti compatibili con quelli denunciati. Non possiamo dire che questa vicenda sia conclusa perché adesso la giustizia dovrà fare il proprio corso, ma in questo momento voglio esprimere vicinanza e solidarietà a quelle ragazze e quei ragazzi che hanno subito questa esperienza terribile e un ringraziamento grande alle nostre forze dell'ordine per il loro intervento tempestivo ed efficace per individuare prima e intervenire poi nei confronti di questa persona. Anche grazie ai gestori del nostro parco. Su disposizione della Procura è stata eseguita una perquisizione a suo carico, durante la quale sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli usati durante gli episodi contestati. L'uomo è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. E un appello a tutte le cittadine e i cittadini di Rubano: segnalate, denunciate, chiamate i carabinieri ogni volta avete anche solo il dubbio che ci possa essere un pericolo per le nostre ragazze, ragazzi, bambine e bambini. È meglio essere informati su un fatto che poi si scopre non essere grave, invece che rischiare di arrivare tardi. Guardiamoci l'uno con l'altra e segnaliamo. La sindaca di Rubano nel servizio di Marta Zatta, e adesso l'ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria del carcere di Padova, la denuncia del sindacato CISL che chiede maggiori tutele per il personale in servizio a Due Palazzi. Il collega, a seguito di questa aggressione, è stato colpito con un colpo contundente alla testa, messo dentro un asciugamano usata a mo' di fionda, proprio è stato tipo guerriglia. E questo collega è stato attirato per futili motivi davanti alla cella, dove il detenuto pretendeva di potersi recare liberamente in palestra, invece non poteva farlo. Ancora un agente della polizia penitenziaria aggredito e ferito all'interno della casa circondariale di Padova, il quarto episodio nel solo mese di giugno nel penitenziario padovano. L'agente è stato aggredito da un detenuto che ha avvolto una bomboletta del gas in un asciugamano e gliel'ha lanciato in testa. Un episodio grave, l'agente è stato portato d'urgenza in ospedale e in queste ore dovrà essere sottoposto nuovamente ad un TAC. Il sindacato FNS CISL di Padova e Rovigo da tempo denuncia l'inadeguatezza del reparto dove è avvenuta l'aggressione. Noi già nel passato e abbiamo ultimamente ancora denunciato agli organi superiori che la carenza strutturale proprio di questo reparto. Ultimamente c'è stata un'ispezione da parte del Visa, quindi dei tecnici preposti dell'amministrazione, dove hanno dato, tra virgolette, ragione a quanto da noi denunciato, però ad oggi non è stato fatto niente. La casa circondariale è sovraffollata, denunciano da tempo i sindacati, una situazione che va ancora più in emergenza d'estate. I numeri attuali viaggiamo mediamente, abbiamo una forbice dei 230, abbiamo toccato anche i 271 detenuti, a fronte di una capienza ottimale stimato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 188 posti. Servono anche rinforzi tra gli agenti. Un aumento di organico, almeno non dico tanto, di una cinquantina di unità per portare alla pianta organica ottimale la casa circondariale di Padova, che al giorno d'oggi mi preme sempre ricordare ogni volta, è un istituto dove dovrebbe accogliere solamente detenuti in attesa di giudizio, ma ci ritroviamo a gestire ad oggi, su una popolazione di circa 230 detenuti, ad oggi circa 197, se non sbaglio, detenuti con pene definitive. Servizio di Valentina Visentin, paura per una donna a Roncade, si è salvata per miracolo dall'incendio in piena notte della sua abitazione. È un miracolo perché c'era il ragazzo che mi ha aiutato, se no, mi hanno detto no, ancora un po' io non respiravo più, c'era puzza. Cioè se il ragazzo non fosse arrivato, io sarei morta perché non lasciavo il cane dentro.
È stata la prontezza di intervento di Leonardo Gaggio, che vive a poche decine di metri, a salvare la vita ad Elisabetta Augelli, che da una quindicina d'anni vive in questa casa di Via Longhina, San Cipriano di Roncade. È stata questione di attimi. La serata torrida per il caldo stava per trasformarsi in un vero e proprio inferno per lei e per Bella, una femmina di cane lupo italiano di 15 anni. Accade tutto verso le 2 di notte, quando sulla zona stava per abbattersi un temporale. Sentivo proprio schioccare, un rumore strano. Ed ero convinta fosse grandine. Sono rimasta ancora ferma, quando uno dorme profondamente non si accorge. Quando mi sono alzata dal letto, ho guardato fuori dalla finestra e vedevo rosso. Ho detto, mamma mia, questo è un incendio. Ho sentito la puzza e sono scappata giù, così com'ero, per cercare di aprire la porta e di vedere, perché avevo capito che era dalla parte del portico, dell'entrata. Aprendo la porta ho visto le fiamme che arrivavano da sotto il balcone. Danni li hanno subiti gli infissi, una finestra è esplosa, oltre all'impianto elettrico e alla caldaia del gas, che si trova proprio sul retro dell'abitazione, sotto la tettoia incendiata e con la copertura fusa dal calore. Vedo questo ragazzo che mi dice, signora, scappi, stia attenta, l'aiuto, cosa è successo? E mi ha aiutato a tirar fuori il cane, mi ha dato a prendere la borsa, ha chiamato i vigili del fuoco e questo è stato. Di quel che c'era resta solo cenere e un cumulo di detriti. Era il mio ripostiglio, perché avendo la casa piccola non ho ripostiglio, avevo uno scaffale pieno di scarpe, poi c'era una cassapanca di plastica, di quelle da giardino, con sopra un cestino con i guinzagli del cane, e poi c'era anche sempre nello scaffale una borsa di candele, una borsa piena di quelle candele piccoline dei lumini. Uno di questi sarebbe stato acceso ieri sera come deterrente per le zanzare, ma sarebbe stato quasi esaurito già in tarda serata. Saranno i vigili del fuoco ad accertare le cause del rogo. Oltretutto avevo anche i cestini della legna secca per l'inverno per accendere il fuoco, con gli accendifuoco. Ce n'erano 3 scatole di accendifuoco che adesso mi sta venendo in mente che poteva... E basta. E il 18enne Leonardo Gaggio racconta al microfono di Mirko Cavallin di non aver esitato un attimo a prestare soccorso alla sua vicina di casa non appena si è accorto delle fiamme. La via di residenza è la stessa, solo qualche centinaio di metri li separa e nemmeno si conoscevano. Leonardo Gaggio ed Elisabetta Augelli si ritrovano una dozzina di ore dopo, lì dove fumo e fiamme avevano squarciato la notte, rischiando di causare un dramma. Praticamente io stavo tornando da casa verso di là, più o meno era l'1:50, ero in chiamata con la mia ragazza. A un certo momento, passando proprio per questa stradina qua, noto che si stava propagando un fumo gigantesco, anche pensavo che fosse in realtà fosse una grigliata, qualcosa del genere. Arrivo un po' più avanti, giusto proprio là, e vedo la signora che stava gridando aiuto senza voce, quindi ho preso immediatamente, sono corso, sono arrivato qua, ho cercato di dire in tutti i modi al signore di uscire alla finestra, abbiamo preso il cane, l'abbiamo portato fuori, abbiamo portato fuori anche il signore e poi dopo da là ci siamo spostati verso di là e abbiamo chiamato il 115. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero non solo all'abitazione colpita, ma anche a quelle vicine. Leonardo passava in bicicletta e non ha avuto esitazioni sul da farsi. Hai avuto paura o hai agito proprio distinto? Distinto. Paura per queste cose non serve la paura, bisogna agire e basta. Le fiamme sono state spente nel cuore di una notte che per tutti è stata molto corta. Quindi poi a che ora sei andato a dormire, se sei riuscito a dormire? Verso le 5-6 del mattino. Poi sei rimasto qua, cosa hai fatto dopo che sono arrivati i pompieri? Dopo che sono arrivati i pompieri mi sono assicurato che arrivasse un amico, un familiare della signora e poi da lì me ne sono andato via. La signora ti considera un angelo custode? Sì, però io penso che non ho neanche fatto tanto, solamente fatto il giusto, il minimo che serviva. Intervista di Mirko Cavallin. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerrone e Edoardo Paris. State con noi. I ladri soliti ignoti, si diceva una volta, i ladri scatenati dalle telecamere di sorveglianza
anche in provincia di Belluno, colpiscono in tutte le nostre province. Qui sono entrati in azione sul Corperer, hanno cercato di rompere una porta scagliando dei sassi, non sono riusciti ad entrare e si sono dati alla fuga. I due, che avevano uno zainetto ciascuno, avevano il viso travisato e indossavano occhiali e cappellino, quindi sarà difficile arrivare a una loro identificazione. E poi, grazie alle tecniche della polizia scientifica, ai progressi che le forze dell'ordine hanno fatto in questi ultimi anni, alla fine una traccia biologica conservata sulla scena del crimine ha consentito ai carabinieri di Bassano del Grappa di dare un nome a uno dei responsabili di una serie di furti messi a segno nel 2013, quindi 13 anni fa, in un centro commerciale della città. Scoperto un ladro grazie al DNA a 13 anni dai fatti. I carabinieri di Bassano hanno denunciato per furto in concorso con sconosciuti un 45enne romeno, senza fissa dimora, che ha precedenti specifici. La svolta è arrivata grazie agli accertamenti tecnici del RIS di Parma. I militari hanno riesaminato alcune tracce biologiche che erano state repertate durante i sopralluoghi eseguiti dopo i colpi avvenuti nella notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2013. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la banda si era introdotta nel centro commerciale passando dal tetto. Dopo aver forzato un lucernario e tagliato una griglia metallica di protezione, i ladri si erano calati dal soffitto. Nel mirino 2 attività. Da un tabacchino erano state rubati 3.000 euro in contanti, numerosi gratta e vinci, schede telefoniche e sigarette. Da un negozio di telefonia, invece, erano spariti 90 articoli tra cellulari e chiavette internet, oltre a 277 tessere di ricarica e SIM card, per un danno quantificato in oltre 16.000 euro. Le indagini proseguono per identificare i complici. Servizio di Ivano Tolettini, la Triveneta di Gemona, a cui ha partecipato anche la Premier Giorgia Meloni. Abbiamo sentito tante penne nere, ovviamente, durante le nostre dirette. Gianfranco Ciamini, 72 anni, di Treviso, nel 76 faceva il militare negli Alpini, proprio in questo paese sconvolto dal Friuli, sconvolto dal terremoto. Ai nostri microfoni ha ripercorso i giorni del terremoto e quelli successivi e poi ha lanciato un appello. Sentiamo. Se questa ragazza da Ospedaletto, che non sarà facile trovarla perché per tanti motivi, però non credo che molte ragazze all'epoca disse vado a fare una visita, così saranno pochissime. Se ci fosse ancora, mi piacerebbe ritrovarla. Gianfranco Ciamini nel 76 era impegnato nel servizio militare a Gemona, artigliere da montagna 13ª batteria gruppo Conegliano. Qualche giorno prima del devastante terremoto conobbe questa ragazza, non molto alta, capelli a caschetto. Tra loro nacque una simpatia. Una domenica, mentre lui era in servizio, andò a trovarlo in caserma. Si lasciarono con la promessa di rivedersi da lì a poco per mangiare una pizza insieme. Ma purtroppo il terremoto ha cancellato tutto. L'unico problema è che di questa ragazza, non mi ricordo il nome, la paura mi ha fatto cancellare qualche episodio. 50 anni dopo, Gianfranco spera attraverso questo appello di ritrovarla. È uno dei tanti ricordi venuti alla mente nei giorni della Triveneta di Gemona. Lui, che non si è mai perso un appuntamento, fermato quest'anno da un intervento al ginocchio, ha seguito il raduno in TV. Ho seguito per Antena 3, ma mi emoziono sempre. Ieri un po' di più perché era Gemona. Gianfranco ricorda ogni istante di quel giorno, quando il terremoto cancellò vite, interi paesi, ricordi. Io quella sera ero lì e sono un miracolato. Perché sono un miracolato? Perché quella sera io, smontando di guardia ai muli, mi mise a giocare a pallone. Purtroppo, giocando, mi feci male a una caviglia. Si gonfiò la caviglia e dissi vado a letto perché domani vado in licenza. Mi aspettava la licenza. Feci così, andai a letto, ma i miei amici vennero a chiamarmi: Franco, andiamo a mangiare la pizza. Mi hanno costretto ad uscire, mi hanno vestito
siamo usciti, mangiati la pizza e anche andati a bere l'amaro, e durante quel periodo lì, in quel momento lì, è venuta la scossa del terremoto. Quanti amici ha perso? 29, i miei fratelli. Quando ritornò in caserma trovò solo macerie. Mi buttai per terra. Quella notte, il giorno dopo, io credo di avere 100 scosse qua. Ci siamo messi a scavare nella caserma per tirare fuori i nostri fratelli che non c'erano più. Quel giorno perse tutto. Ho perso il cappello e non l'ho più voluto mettere. È un dolore aver perso un simbolo. Ora lei ne ha un altro che è qui, ma non è il suo cappello. È un cappello sempre meraviglioso, ma non lo sento come il mio che ho portato per circa 14 mesi. Commovente intervista di Francesca Bozza e più di 30 ore di dirette, centinaia di migliaia di telespettatori, ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est, che ha portato nelle case del Triveneto le voci, la musica, i volti e le emozioni del raduno del terzo raggruppamento di Gemona. Sentiamo Ferdinando Garavello. Su questa terra, sulla terra degli altipiani, sulla terra dell'altopiano di Asiago, l'Associazione Nazionale Alpini viveva la sua prima adunata nazionale. Una settimana indimenticabile, un cassetto di ricordi da custodire per sempre, nel quale riporre le emozioni delle celebrazioni dei 50 anni del terremoto del Friuli, il ritorno degli alpini nei paesi distrutti e ricostruiti, la gioia della festa, della musica, i brindisi. E poi c'è lo sfilamento nelle vie di Gemona del terzo raggruppamento degli alpini per quel grande abbraccio fra la gente della Carnia e le penne nere. È scortato dal comandante della Brigata Alpina Giulia in nomine tanto firmissima e dal comandante degli Alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. Tutto in diretta, tutto sui canali del gruppo Media Nord-Est, il cui sforzo produttivo è stato ripagato ancora una volta da ascolti record. Rete Veneta, Antena 3, Tele 4 e TV12 hanno raccontato domenica la giornata finale del raduno del terzo raggruppamento, dalle 7:15 del mattino, portando nelle vostre case le voci, i volti, le emozioni di un appuntamento imperdibile. Passa al presidente nazionale Sebastiano Favero l'ambita stecca che è nelle mani di Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso. Fino al passaggio della stecca con gli alpini di Treviso che organizzeranno la Triveneta del prossimo anno, le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori in tutto il Triveneto. Questo è il grafico certificato Auditel degli ascolti, che mostra ancora una volta il divario rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto di un evento che resterà nella memoria di chi l'ha vissuto fra le vie di Gemona, sotto il cielo della Carnia o da casa. Di nuovo assieme a voi, oggi come ieri, come domani. Rete Veneta e Media Nord-Est, tutte emittenti strettamente legate agli alpini. Vediamo un convegno sulla sanità domani a Roma alle 16:30 nella Sala Caduti in Nassiria a Palazzo Madama in Senato per una politica sanitaria basata sulle evidenze scientifiche in difesa dei diritti del malato, con i politici Daniela Sbrollini, Enrico Borghi e poi la moderazione di Maria Antonietta, auditore, biologa, divulgatrice scientifica e presidente Italia Viva Padova. Vediamo quali sono gli ospiti di questa sera a Focus, un parterre de roi: Mauro Armelao, Fabiano Barbisan, Paolo Benvenu, Anna Maria Cisint, Marco De Blasis, Romina Iace, Leonardo Padrin, Antonino Pipitone, Paola Roma ed Enzo Siviero. È tutto, grazie a Francesco Cerone, a Edoardo Paris, i nostri registi, buona giornata.